entrato 10 marzo, 10 aprile dimesso. Io avevo solo un leggero mal di gola, mai avuto febbre, mai perso nessun gusto e a un certo punto non dormivo più e non avevo più fame, là abbiamo capito che c'era qualcosa che non andava. L'intuizione del medico di base, la corsa del 118 verso l'ospedale di Schiavonia, la vita di Graziano Ruzza che cambia in un attimo. Arrivato qua, una lastra, al pronto soccorso, polmonite bilaterale, casco e dopodiché non c'erano miglioramenti, terapia intensiva, 18 giorni. Giro per lavoro, quindi probabilmente non so dove sono stato contagiato, insomma, ecco tutto Ha qua. contagiato qualcuno dei suoi No, familiari? nessuno, fortunatamente nessuno. Nonostante abbiamo vissuto assieme fino allo giorno del ricovero. Lei ha qualche ricordo della terapia intensiva? Sì, si sogna molto, si sogna, fai dei bei sogni quello che vorresti avere avuto nella vita o vorresti avere nella vita e ci sono anche dei periodi di incubo dove vogliono tagliarti le braccia, vogliono farti del male. Quindi questi sono i ricordi. Dopo un ricordo più bello quando mi sono svegliato, che mi hanno svegliato, insomma, che l'infermiera mi ha chiesto se so dove sono, ho detto sì, dovrei essere all'ospedale visto quello che ho intorno. E dopo l'uscita della terapia intensiva c'erano tutti i medici, tutti gli infermieri, il dottor Baratto che avevano gli occhi rossi e applaudivano. No, non era un applauso di egoismo, forse era un applauso perché erano tra le poche persone che erano riusciti a salvare. Il cinquantenne si sente un graziato e rivolge a tutti un invito. Sono una persona che ha avuto la sfortuna di ammalarsi e la fortuna di essere guarito. Non voglio insegnare niente a nessuno, però ascoltate quelli che vi dicono, specialmente i medici che per quello che sono riusciti a capire dicono di evitare certe situazioni.